streetnewsmagazine.it, siamo qui alla partita dei sogni in memoria di Andrea Iovino, qui con me c'è il sindaco di Rocca Rainola Giuseppe Russo, una giornata che unisce arte, sport e solidarietà in memoria di Andrea Iovino. Un grazie va ad Gennaro che fortemente vuole, ecco, il ricordo di Andrea che deve essere sempre vivo, sempre presente tra di noi, perché è stato veramente uno che ha trasmesso tante emozioni, ci ha fatto divertire, è stato veramente una bella grande persona, quindi ecco, grazie a Gennaro che organizza questi eventi. Ovviamente va un ringraziamento anche al sindaco del comune di Saviano che per l'ospitalità, che è una bellissima struttura, vanno i miei complimenti. Grazie a voi per l'intervista e niente, sempre Forza Andrea. Sempre Forza Andrea, il trofeo più grande oggi è proprio la condivisione, questo momento di aggregazione e il ricordo di Andrea che questo avrebbe voluto, tanta allegria, tanta gioia e questa grande voglia di stare insieme. Sì, infatti, noi per questo stiamo qua, come me tanti altri amministratori, tanti artisti proprio in memoria di Andrea e quindi noi ci saremo sempre. Io oggi non sono in campo, ho nascosto il pallone nella faccia, quindi però la prossima volta mi metterò in forma e ci sarò anche in presenza in campo a tutti gli effetti. Perfetto, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News Magazine. Saluti a tutti e un bacio forte ad Andrea e un abbraccio alla famiglia. Grazie, grazie mille, grazie. Ciao.